L'ospite della domenica è Rosaria Cannavò, benvenuta. Buongiorno. Ma dovrei dire buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, Lo dico grazie. io. No, grazie Michele prima di tutto per avermi invitata ed essere qui oggi insieme a te. Ma è un piacere per me. Cosa vuoi Senti, sapere? com'è questa esperienza di Buongiorno Sicilia? No, devo dire che è un'esperienza molto interessante. Poi devo dire che dispenso anche tanti consigli, curiosità Lo so, hai e visto? cose C'è proprio di tutto, interessanti. c'è l'oroscopo, c'è Tutto. i personaggi. Abbiamo inserito qualunque cosa, i compleanni, i consigli anche a livello culinario e non solo. Infatti se ne vuoi qualcuno adesso te ne dico uno Va bene, nel un caso in cui consiglio dovessi. per questa domenica. Questa domenica, allora, siccome è il periodo delle zanzare, io una cosa che non sapevo è che se c'hai prurito, ovviamente, come di solito succede quando ti punge la classica zanzara, come dire, un po' che ti pizzica, con la buccia di banana il prurito scompare immediatamente. La Lo buccia sapevi? di banana? Sì, la buccia di banana. Questa me la segno, perché Segnala, perché questa è importante, interessante. è bellissima. E poi tante altre curiosità, Certo, che può essere, certo. che ne so, l'albergo più costoso al mondo che si trova in Svizzera, che costa una suite, costa 65.000 franchi, quindi parliamo sacco di di cose soldi. veramente Sì, bellissimo. allucinanti. Senti, no? tu sei siciliana, vero? Sì, originaria di Catania. Catania. Proprio Catania. Che bello, racconta Sì. un po', com'è che sei diventata Rosaria Cannavò? Beh, io nasco con la passione per la danza classica in primis. Mio nonno comunque mi ha sempre, come dire, indirizzata verso quel settore. Poi mi trasferii all'estero dove divenni una ballerina classica e poi da lì all'estero comincia... all'estero io ho fatto prima le scuole a Torino e poi a Cuba. Io ho fatto 3 mesi a Cuba dove Caspita, ero... sei cubana? Sì, cubana, sì, devo dire che è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Immagino. 3 mesi al Balletto de Cuba dove ero tra le prime ballerine Ma dove, classiche. a L'Avana? A L'Avana proprio, Fantastico. al Balletto de Cuba, che E era proprio perché questa sei tornata compagnia. poi? Sono tornata perché mi mancava mamma, mi mancava la mia terra, mi mancava la Sicilia, ero Quindi un sei po' tornata piccolina. in Sicilia. Sono ritornata in Sicilia, poi feci un provino sempre inerente alla danza televisivo e da lì iniziò la mia Che carriera. cos'era? Il primo fu Sarabanda con Enrico Papi. Com'è stato lì? È stato Beh, veramente Papi è un un'esperienza. personaggio Papi è un personaggio, devo dire, simpatico, no? tutti tu lo conoscerai anche tu, cioè veramente un simpaticone, amava scherzare e tutto. E c'erano questi vari stacchetti durante il quiz show dove il famoso uomo gatto con le varie canzoni che indovinavano, e devo dire che è stata un'esperienza diversa dalle solite, perché io comunque nascevo dal teatro, in TV è stata tutt'altra cosa, però da lì sono Ma rimasta dove lì. eravate Eravamo al Titanus a Roma, A Roma. Gli studi erano Quindi del ti Titanus. sei poi stabilita e a Roma per un sono rimasta Sei a rimasta a Roma. Roma. Sono rimasta E a dopo Roma. Papi cosa c'è stato? E dopo Papi poi ci sono stati tutti gli altri programmi Rai di Carlo Conti, raccomandati, 50 canzonissime, perché ai tempi, come tu ben sai, c'era varietà, la televisione, Beh, il Carlo- corpo di ballo Carlo è una persona era speciale, no? assolutamente. Io ho un ricordo bellissimo di quegli anni. Cosa ti diceva? Beh, Carlo Conti, anche lui devo dire che era birbantello, lui osservava sempre le nostre prove generali e poi quando gli andava cominciava a ballare insieme a noi. Questa era una cosa divertente che nessuno sa. Fuori onda? Cioè te lo dico proprio, sì, Ma sa fuori ballare, com'è? onda. Bravo? No, è proprio impedito. Cioè è proprio impedito Carlo Conti. Però devo dire che era molto simpatico, Beh, molto perché propenso al straordinario. lavoro, professionalissimo e poi tra l'altro c'era anche la sua, che oggi è l'attuale moglie, che era la nostra sarta. Ecco. Era colei che ci indirizzava come vestirci. Quindi in qualche modo hai assistito al nascere di questo amore. Assolutamente sì, perché lei era sempre devota, usiamo questo termine, era sempre devota, Carlo, molto rispettosa, poi erano anni e anni che Senti, si ma conoscevano. questo era, cos'era? Migliori anni, raccomandati? Erano i raccomandati. I raccomandati. I raccomandati e poi era sempre la stessa famiglia. Diciamo, poi ci siamo spostati sui raccomandati, 50 canzonissime, i migliori anni. Fantastico. Quindi, E devo poi dire, sei stata anche con la Barbara D'Urso, vero? ho fatto un 2 3 stalla, che era
una sorta di sketch dove lì ho incominciato a zappare la terra, loro pensavano che io non sapessi farlo, era una sorta di fattoria dove c'erano le vallette da un lato e i contadini che insegnavano ovviamente il lavoro alle vallette. E devo dire che io ero molto brava. Sei stata molto brava. Per quanto riguarda l'orto. Barbara ti faceva i complimenti oppure stava... Assolutamente sì, pensa. No, stavo molto simpatica, Sì, Barbara. certo. Poi io ho ricordo anche di quegli anni veramente molto intenso, bello. Ma ancora molto giovane. No, ero giovanissima, avevo 23-24 anni. Fantastico. Ero veramente e quindi giovane. lì hai in qualche modo lasciato un po' la danza. Lì poi ho lasciato perché comunque cominciai a fare dei corsi di dizione insieme a Enrico Brignano. Feci anche del teatro, un altro simpaticone che tu anche conosci benissimo. Niente, mi detestava perché io avevo vedere, sole, cuore, amore. Cioè, ovviamente arrivando da Catania, come tutti ben Vabbè, ma lui c'ha l'accento di Roma, no? Lui di Roma, cioè tassativo, lui di Roma assolutamente, però devo dire che mi è stato molto vicino da quel punto di vista perché mi ha dato veramente Ti ha aiutato, tantissimo. come fanno tutti quelli generosi. Tantissimo, assolutamente. Senti, poi a un certo punto ti abbiamo visto a Sky fare il meteo, anzi c'è un'immagine, guardala là, come professionale, come precisa. È stata un'esperienza molto, da parte, cioè per quanto mi riguarda, formativa. E Sky, devo dire, è veramente un'azienda ai tempi, adesso attualmente non saprei cosa dire, però cioè, ai tempi eravamo a Roma, quando ancora era Roma, perché ormai adesso si è trasferito tutta l'azienda su Milano ed è stata un'esperienza bellissima e a me mi scelse il vecchio direttore Emilio Carelli, quindi io ancora oggi mi sento con lui, ho un rapporto meraviglioso con Emilio, con il mio ex direttore, e devo dire che è lui che mi scelse e è iniziato questo 3 mesi di training assoluto sulla meteorologia che io che ora domini. Adesso ormai, adesso... cioè anticiclone, il Caronte che adesso finalmente ci ha abbandonato e adesso respiriamo un po' di aria fresca. Sarà più tranquilla quest'estate? Assolutamente sì, il Caronte penso che parola di Rosaria? Parola mia, anche se non lo faccio più il meteo, però però poi dopo hai proseguito con la carriera anche di attrice, e prima di fare non solo la dizione hai fatto anche Provini o Provini su parte e abbiamo un filmato, non è quello di Ciao Darwin, ma è l'altro filmato. Vediamolo insieme, perché qui sei con un personaggio che conosciamo, Alessandro Prete. Vediamo. Adesso tu alzi il telefono, chiami Riccardo e gli chiedi scusa. Carlo, mi senti? Mi stai ascoltando, Carlo? E spegni quella cazzo di televisione quando ti parlo! Non urlare, perché fai così? Perché? Hai anche il coraggio di chiedere perché? Carlo, tu non te lo puoi permettere di perdere il lavoro, l'hai capito? Sì o no che non te lo puoi permettere? Allora chiama Riccardo e diglielo, te lo chiedo a nome di tutta la famiglia. Ma sei bravissima, rientriamo in studio. Senti, che succede? Perché allora, è bellissimo. Questo è stato veramente... posso dire che non tutti sanno cosa c'è dietro l'attore. C'è un impegno, uno studio. Io veramente dico, chi fa l'attore è coraggioso. Cioè, io penso che è un mondo veramente particolare. Ma lui in quel caso, lì che stavate improvvisando? Lì, no, allora stavamo improvvisando, ma nello stesso tempo seguivamo un copione, che era del famosissimo film Ricordati di me. Quindi era preso dalla famosa Laura Morante, quindi io ero Laura Morante e in quel caso Alessandro mi martellava. Facevate anche delle cose un po' fuori, no? Un po' fuori. Per provare... perché così loro tastavano la tua, fino a dove potevi arrivarti, fino a dove potevi spingerti. Poi, non avendo mai studiato recitazione, per me è stata un'esperienza intensissima di 4 giorni, eravamo sperduti sulle montagne, dove lì si facevano questi corsi di immedesimazione. Quindi io immedesimazione. Cioè devi diventare quel personaggio? Bravissimo. Io in quei giorni ero Laura Morante, schizzata, depressa, frustrata, perché il marito tradiva. Vabbè, certo, ovvio. E quindi ho cercato di, ovviamente, arrivare ai suoi livelli, magari, chissà, un giorno, però ho cercato di immedesimarmi nel personaggio. Ma Alessandro Prete ti incoraggiava? Assolutamente, era un coach meraviglioso. Ho visto che faceva finta di niente. Sì, faceva finta di niente, però lui mi è stato molto, molto accanto da questo punto di vista e mi disse: tu
hai un qualcosa che secondo me nella recitazione Hai potrebbe visto? funzionare. Però tu hai fatto contemporaneamente, continuavi a fare la Altre televisione cose, anche. sì, perché io poi ho continuato a far TV e poi ci sono state altre cose che mi hanno portato, ovviamente la recitazione o fai solo quello, Ecco. perché è veramente un percorso tosto, secondo Però me. un film l'hai fatto importante di Fabrizio Manfredini, La Suite, vero? Sì, quella è stata un'esperienza proprio alle prime armi e devo dire che lì mi sono anche divertita. Lì insieme, tra l'altro, ad Antonio Cabrini. Cioè, Ah, però, sì, niente ad Antonio meno. Cabrini, E tu eri ex emozionata di essere calciatore. vicino con lui? Ma no, alla fine noi, siccome io e Antonio lo conoscevo, noi avevamo una particina all'interno di questo film dove ci divertimmo un sacco. Noi eravamo amanti all'interno di questo ufficio dove dovevamo, come dire, c'erano questi giochi di sguardi e devo dire che anche quella è Lui è stata stato bravo, un'esperienza. come? Sì, Antonio devo dire che se l'hai cavata benissimo. Hai visto il Cabrini? Hai visto il Cabrini? Mo glielo diciamo. Non solo calcio. Senti, poi sei stata ospite di Emigratis Sì. con Pio e Amadeo, è vero? Aiuto, sì. Beh, quello Pio e sono venuti Amedeo. in Svizzera a trovarmi perché io ho fatto anche qualche anno in Svizzera. Quindi fa il dove, giramondo. sì, io ho studiato, cioè sono andata un po' in giro perché lì mi occupavo di marketing in Svizzera. Tutt'altra cosa, social network, internet. Senti, Sì. Pio e Amedeo, loro No, ormai... Pio e Amedeo, ragazzi, sono dei personaggi che e chi non li conosce magari potrebbe anche usare dei termini un po' oltre, ma loro sono veramente due persone fantastiche. Poi sono Che cosa hanno? professionali, Ecco, sono professionali. sono professionali e soprattutto hanno un cuore gigante. Cioè, proprio sono persone umili, ecco. Secondo me loro sono persone umili e nonostante la loro fama, il loro percorso televisivo e quant'altro, sono rimasti coi piedi per terra. Poi hai fatto Ciao Darwin, è vero? Ecco, quella è un'altra esperienza con Bonolis, devo dire, molto interessante. Vediamo un attimo con Bonolis. Ok. Aspetta, Aiuto! Ah, ma si vede tutto, Michele? Però non lo so. Non lo so. Ah, ma Oppure questo è proprio accelerato. mixato pure. Questo, devo dire, voglio fare i complimenti Allora, aspetta, rientriamo alla in studio, regia. dai. Allora, che eri imbarazzata adesso? Ero imbarazzatissima. Perché? Però no, devo Vabbè, dire ma era che è stata- divertente, era uno no, sì, era scherzo, no? divertente, assolutamente, perché poi Paolo Bonolis, che conosco ovviamente perché mi disse: te la senti di fare la sfilata? E ho detto: ma Paolo, io ormai sono grande, non ho più 20 anni, ma tu ancora hai un bel fisico, puoi farlo. E poi lì mi dissero, quando mi dissero il momento togliti la gonna, c'è stato un attimo di Però l'hai fatto- incertezza, l'hai però l'ho fatto fatto benissimo. ovviamente. Non l'ho fatto, poi se l'ho fatto bene non lo so, mi fido di te. Applausi. Grazie, Senti, ma Michele. con Bonolis com'è stato il vostro rapporto? No, devo dire ti che- consigliava, cioè, le Sì, battute? io ho più rapporto con la moglie, con Sonia. Ah, Io ho ecco. più rapporto con Sonia. Poi Com'è Paolo lei? è un Perché tipo... l'abbiamo vista anche recentemente in televisione. Com'è? Assolutamente, lei ma alla fine è una persona normalissima, cioè è una che dice in faccia quello che pensa, non ha peli sulla lingua di nessun genere. T'ha detto qualcosa e a te? devo A te dire, che come t'ha è stato diretta, cioè proprio che diretta. t'ha detto? Beh, ha detto una cosa che, cioè, ha detto, ma fisicamente sei una, Una cioè bomba. vai, non rompere il e monta sul e io così, ma ormai non c'ho più l'età, ma che cavolo dici? Ma non esiste l'età. Beh, bello E così, devo dire bello. che lei è una proprio sfacciata Sì, e sì. Senti, poi hai molto fatto amata. l'Isola dei Famosi l'anno scorso. Ah, sì, è Che stata esperienza è un'esperienza. stata quella? Beh, quella è stata un'esperienza fortissima, a livello televisivo devo dire Ma che... per le famose zanzare, quelle con la banana, lì non c'eravate. Capito, manco le banane c'erano in Honduras, cioè, Altro che buccia di c'avevamo banane. solo cocco. Ma è vero che C'avevamo quindi solo uno cocco. soffre molto per quello, per i moschiti. Beh, devo dire che l'unica cosa che ci davano fuori programma, dove nessuno lo sapeva, erano le pastiglie la notte di cortisone, perché altrimenti tu Ah, ti sono delle pastiglie che ti riempivi. servono Pastiglie. a respingere le zanzare? No, Sono servono utili? a non prurgerti, A non, cioè, grattarti? a non grattarti, altrimenti E sono utili, diventi... quindi? Sì, devo dire sì, io non mi sono mai grattata. E la fame, e cose come sono? Ma guarda, io sono stata furba. Sai perché? Perché io 15 giorni prima ho mangiato solo riso in bianco e verdure.
Ah, quindi bisogna prepararsi. Secondo me sì, gli altri hanno sbagliato perché si sono Magnavano, ingozzati no? fino al giorno prima e quando sono arrivati lì davano le testate contro il muro, perché, Certo. anzi contro gli alberi perché i muri non c'erano e quindi no, è stato... Quanto tempo ci sei rimasta? Beh, io sono entrata in corsa dopo un mese che già il programma fosse iniziato e poi sono durata fino alla fine, fino alla penultima puntata, sono durata 37 giorni. Caspiterina, è una 37 bella giorni, esperienza. 9 kg. Hai perso? Eppure io sono una magra, normale, cioè nel senso ho perso 9 kg. Perché lì veramente non si Mangiavamo mangia. niente. Io ero convinta che invece sotto banco Ma ci lì veramente dessero non si qualcosa. mangia o... Purtroppo sì. Io non pensavo. Io pensavo che una Così. caramellina. Tu di una cosa che- sei? Qual è il tuo piatto preferito? No, Michele, io sono una che mangia come gli uomini. Non, Come non gli nessuno uomini. ci proprio mangia. Come gli umani. A me come cioè proprio una cosa io Vabbè, c'è una mangio. cosa che ti piace sì, la più? parmigiana. La parmigiana, La eh? parmigiana di melanzane Pensa tu, penso la che sia parmigiana uno dei all'Isola miei dei piatti Famosi. più possibile. È proprio una cosa infattibile. Infattibile. Parmigiana e poi tanta pasta. Ma sei Io brava sono anche a una- cucinare oppure... Sì, devo dire me la cavo. Cos'è il tuo piatto? Qual è il tuo... Il mio piatto forte sono la lasagna e il tiramisù anche. Ah, il Come tiramisù. dolce, che non c'entra niente con la Sicilia perché È vero. però io il cannolo, cioè in altri posti non lo puoi fare il cannolo e non c'è niente da fare. Cioè, o lo fai qua, Lo o lo devi fai fare qua? in Sicilia, In Sicilia. cioè la ricotta, la crema, queste cose devono avere. Le granite? No, quella non la so fare perché c'è un trucchetto nella granita Qual è che il ancora trucchetto? Che ci bisogna devi spiegare. scoprirlo. Ma guarda che la granita La granita. ha un ingrediente segretissimo che nessuno lo sa. Non è fatta Solo di noi, che ghiaccio come sì. la gratta checca a Roma. No, no, no. Cioè, Fra la di noi, granita, fra di noi. ma no, perché non lo sa nessuno. Mia a- nonna neanche me lo diceva. A noi puoi dirlo. siamo- Allora, vediamo un po' che cosa potrebbe essere l'ingrediente segreto. Non lo so. Bugiarda, Non lo sa, non si bugiarda. dice, è un ingrediente segretissimo siciliano di Catania, solo Catania lo sanno. E quindi dillo. E non lo so. Ho cercato di scoprirlo in tutti i modi, dicono perché- che non lo dicono nessuno, non No. lo dice nessuno perché altrimenti lo rifarebbero anche in altri posti la granita. E infatti tu dove la mangi la granita con la brioche? A Catania. Solo a Catania. È giusto. Però tu secondo me lo sai, non ce lo vuoi Vabbè, allora te lo dire, dirò magari chissà più avanti. Vabbè, più in là magari ce lo dici. Senti, lei è una fortissima in social follower, 168.000 follower. Sì, adesso 200 e passa. 200.000. Caspiterina, complimenti. No, devo dire che... Vediamo qualche foto un attimo di quelle dei social, più o meno Sì, social. certo, più o Vediamo. meno social, Questo. Instagram ormai. Ecco. Vabbè, questa Questa è era una, poi ce ne sono il delle classico altre, selfie. quest'altra. Bene, benissimo. Aspetta, senti, Diciamo tu che mi sei diletto più sui video. 200.000 su Instagram. Là, qui abbiamo una bella vista, nel Questa senso di è- panorama. Sì, certo, grazie. Devo dire Questa la non è vista la che- Sicilia, o No, sbaglio? questo purtroppo no, questo era la Grecia. La Questo era la Grecia. Grecia, questo E era un questa servizio è fotografico. una classica sì, pagina sì. da Instagram, credo, Sì, vero? sì, questa- Senti, come si fa ad avere 200.000 follower? Non si fa, è un segreto, ma non è un segreto Come il segreto mio, della il segreto granita? della granita, il segreto di Instagram è un mezzo di comunicazione oggi fortissimo e tu anche ben sai quanto viene usato tra le influencer, tra le blogger ed è un mezzo di comunicazione ancora oggi dove c'è un algoritmo all'interno di Instagram che cambia continuamente e per essere dovresti postare H24. Che cosa Cioè apprezzano il trucco è proprio di- quello. di- La gente di vuole te? sapere i cavoli tuoi, Vuole sapere le tue cose le private. tue cose private, che tu possa mettere il lavoro tuo, le cose Ne frega professionali. niente. Non interessa niente a nessuno, la gente vuole sapere con chi sei Per fidanzata. esempio, l'ultimo post che hai fatto? L'ultimo post che Hai ho detto fatto... venivo da Michele? No. No, adesso lo diciamo. Cioè, ma scusa, ma adesso dopo ci Scherzo, facciamo una storia. sto Scusami, scherzando. Michele. No, Dopo ci facciamo sto una scherzando. storia Vabbè, insieme. ma invece stavi dicendo No, i nel fatti. senso, cioè, fondamentalmente alla fine Instagram, cioè, vogliono sapere proprio i cavoli propri, perché E tu la li gente metti, è li scrivi? curiosa. Non tanto, da quel Però punto di c'hai vista no. 200.000 follower. Però sono fortunata perché ho un sei background televisivo, fortunata. capito? Per quello, perché la televisione è un mezzo anche comunque potente da quel punto di vista. Beh, certo, come Molto no. potente. Si aiutano a vicenda o no? No.
Non si Perché aiutano, i giovani diciamo. non guardano, Bravissimo, perché i giovani non dovremmo oggi, dirlo, non guardano, dovremmo dirlo, guardano però, poco. hai capito? Guardano poco pochissimo. la Cioè, televisione. hanno solo streaming, capito? Ormai i giovani streaming è il Streaming, futuro. cioè vedono i video, i pezzetti, Solo le cose. i video, Sì. poi oltre a Instagram c'è TikTok che Certo. spopola, video molto brevi, anche perché la concentrazione su Instagram c'era una curiosità nella mia rubrica di Buongiorno Sicilia, perché la Un'anticipazione. concentrazione, dite un'anticipazione Va che ancora bene. non è andata in onda, è un'anticipazione che la curiosità di una persona che guarda Instagram, una story, sai di quanti secondi è la concentrazione Una ventina di un... secondi. 4 secondi. Però io ti posso dire un'altra Cioè, cosa, capisci? che non ti svelo. Ecco, non me la sveli neanche tu? Il livello di concentrazione davanti alla TV, che è molto diverso da quello che si pensa. Non è dimmi. molto, non è molto alto, più dici? alto di... Ma dai, pure in TV? Vabbè, lasciamo perdere. Allora, ok. veniamo a Andiamo noi. avanti. Senti, hai girato il mondo, la località, oltre Sì. ovviamente Catania. Certo. E poi qual è il posto? L'Havana? Allora, io ho vissuto a L'Havana, poi ho vissuto anche a Lugano, dove lì mi sono specializzata anche in marketing, in digital marketing, e poi ho vissuto a Torino perché io feci le scuole, il liceo artistico coreutico, che era a Torino, proprio Clima dove rigido, lì, clima clima rigido. molto rigido. E devo dire che negli anni in cui io feci il liceo artistico coreutico a Torino, devo dire che spesso c'era il sole, quindi può darsi che era, come dire, fortunata. l'aria Però, di Catania. Poi che... Torino è una bellissima città. Io l'adoro. Anche Io a chi l'adoro. non l'adora. L'ultima Sì. curiosità, avrai tempo per andare in vacanza, progetti, qualche No, altro? assolutamente sì, bisogna farle le vacanze. Dove hai in mente? Mi piacerebbe tanto, lo so che è una zona timida, è il Nuova Zelanda. Ah, però, Mi piacerebbe bello. tanto. Caspita. Cioè, se io parlo di viaggio, se io penso a un viaggio, deve essere il viaggio. Un viaggione. Sì, deve essere il viaggio, perché poi io Sicilia, comunque ovvio, il mare, Catania, la Sicilia in generale, Certo. ovviamente sempre in Italia, noi, cioè spesso io weekend ovviamente sto qui sia per lavoro ma anche per godermi la mia terra, e in Italia poi in quest'estate ho deciso di farmi il viaggio, Senti, quindi mi piacerebbe. Buongiorno Sicilia, e poi hai altri progetti? Al momento ce ne sono altri, ma uno sì, spero che l'altro- continui, diciamo, nella vostra famiglia, no? Bene. Mi sento ormai di casa, Bene, non voglio sei andarmene più. una collega di grande successo, complimenti, grazie Grazie per a essere te. stata qui. Grazie a te, A presto, Michele. ti rivediamo lunedì. Certo, tutti i giorni dalle 6 alle 7.25 e anche alle 11.55 con Buongiorno Sicilia. Grazie, Curiosità. grazie a te. Grazie a te.